È una caserma importante, accogliente, spaziosa per chi ci lavora dentro, ma che non può avere un pezzo di magazzino che è una topaia, dove non si possono mettere le macchine dei dipendenti dell'Arma e dei Carabinieri, ma devono essere lasciati fuori. Un sogno che si trasforma in incubo, una corsa interrotta a pochi metri dal traguardo. Per la nuova, attesa, sognata caserma dei Carabinieri di Feltre, il battesimo rischia di slittare. Colpa di un paio di edifici adiacenti alla nuova costruzione non ancora abbattuti. Lì, dove dovrebbero trovare spazio i garage per le auto di pattuglia, hanno nidificato sorci e pantegane. Il trasloco della storica sede di Borgoruga a quella nuova di via Montegrappa è in programma per le prossime settimane, l'inaugurazione ufficiale nell'estate. Lo spostamento di sede in strutture moderne e idonee consentirà anche l'ingresso di un'importante componente femminile nell'Arma feltrina, ma tutto potrebbe slittare in là nel tempo. Problemi igienici certo, ma anche logistici. I vecchi edifici occupano ancora lo spazio riservato ai parcheggi e impediscono un'uscita agevole dei mezzi sulla viabilità feltrina. Siamo in altissimo mare, rincara Bond, ma non possiamo permettere che i nostri uomini dell'Arma passino dalla situazione ormai insostenibile di Borgoruga a una topaia. Una situazione che avrebbe già dovuto trovare soluzione, ma ora il tempo agli sgoccioli e per un territorio come quello feltrino, porta della criminalità dalla pianura, è necessario trovare al più presto una via d'uscita. Da qui l'appello del feltrino e presidente del Consiglio Comunale Dario Bond. Queste cose qui in un territorio così delicato come il feltrino, anche ricco di casi purtroppo ricco di casi di criminalità, devono essere evitate, e quindi l'appello al sindaco ma all'intero Consiglio Comunale perché operi immediatamente la demolizione di questo pezzo di magazzino e dia una sorta di pulizia di quel territorio.